Ben ritrovati a questa puntata di Veneto Economia. Oggi abbiamo ospite Antonio Santocono, che è presidente della Camera di Commercio di Padova, nonché di Unioncamere. Presidente, iniziamo da Padova, una provincia che è sempre stata molto forte nel settore terziario e dei servizi rispetto ad altre più legate alla manifattura come Treviso e Vicenza. Le chiedo se questa è una caratteristica intanto che è esistente ancora oggi, ma soprattutto se siete così forti nel terziario, questo può essere anche un elemento molto positivo in questo momento storico, per quanto riguarda l'innovazione naturalmente. Beh, senza dubbio Padova è sempre stata da questo punto di vista la città del terziario, anche perché ci sono state tutta una serie di iniziative negli anni 70 che hanno fatto sì che ci fosse questo tipo di trasformazione. Cito una per tutte, da parte della Camera di Commercio di Padova di allora, la nascita del CERVED, la nascita di Engineering, delle realtà che attualmente sono le più importanti a livello, la prima internazionale e adesso nazionale. Ma questo ha fatto nascere un mondo di imprese che nell'information technology hanno lavorato e si sono sviluppate in maniera molto forte. Pensiamo che diciamo quasi 12 miliardi di euro questa provincia è quello che produce per quanto riguarda l'information technology. Quindi è importante perché è stata l'area che ha sofferto meno le conseguenze per esempio del Covid, perché durante il periodo del Covid c'è stata una grande attenzione nei confronti dell'information technology, basti pensare allo smart working, basti pensare... Attenzione e sviluppo. Esattamente, certo. Quindi da questo punto di vista le aziende hanno avuto meno problematiche e anche perché potendo lavorare in maniera remota non avevano nessun tipo di difficoltà a relazionarsi con i clienti. E poi hanno fatto partire tutta una serie di progetti innovativi molto importanti che poi hanno avuto una ricaduta sul territorio ma anche a livello nazionale e internazionale. Ecco, questo già dà un po' risposta alla domanda che le sto per fare. In passato, specialmente dagli imprenditori, le Camere di Commercio hanno visto un po' come un'azienda a cui bisognava pubblica, a cui bisognava dare un ente pubblico, a cui bisognava dare un obolo, però dopo magari si riceveva qualche contributo a pioggia. Le cose sono naturalmente molto cambiate, adesso si va avanti solamente per progetti, si va avanti per bandi specifici, soprattutto europei. È così. È così anche io, grazie per questa domanda, perché in realtà c'è sempre stata questa visione che ormai per fortuna è cambiata e direi dal Covid in poi che la Camera di Commercio sia un'istituzione a tutti gli effetti fine a se stessa, che non eroga servizi e che incassa questa specie di obolo che le industrie e le imprese del territorio devono mettere. Però stiamo parlando nel nostro territorio di 115.000 aziende, di cui 107.000 operative. Ecco, queste non sanno, molte di loro non sanno, ma adesso nel tempo è cresciuta invece questa consapevolezza che adesso i fondi che derivati dal contributo camerale vengono reinvestiti sul territorio fino all'80%, cioè quindi quello che noi incassiamo al 20% lo teniamo per il costo della struttura, ma il resto lo investiamo anche usando non soltanto l'obolo, come l'ha chiamato lei, dell'imprenditore, ma anche utilizzando i ricavi di investimenti che nel tempo le Camere di Commercio di Padova e altre Camere hanno fatto e che poi vengono rimessi sul territorio. E giustamente non sono soltanto oboli, in realtà sono adesso solo bandi, si fanno bandi, chi partecipa a questi bandi, se ha i requisiti può ottenere dei finanziamenti, se non ha i requisiti dovrà ripresentarsi l'anno dopo e così via. Ecco, abbiamo parlato, e lei ha parlato in particolare di imprese, però in realtà Camera di Commercio è molto di più, no? È rapporti con la città, rapporti con la provincia, rapporti con l'università, rapporti con le scuole. Ecco, proprio in questo senso voi avete lanciato recentemente un'edizione zero del Talent Week. Di cosa si tratta e soprattutto come è andata? Sì, è vero che noi siamo un partner del comune, della provincia, dell'università per molti temi, perché non facciamo soltanto distribuzione di fondi nei bandi e quant'altro e negli appalti, ma in realtà noi finanziamo progetti di studio, progetti di ricerca. Questo Talent Week di cui lei ha parlato non è che altro che un progetto per migliorare l'attrattività del territorio nei confronti dei giovani. Noi abbiamo visto, ad esempio, i dati dell'università ci dicono, ad esempio, che quasi il 16% dei giovani che si laureano
vanno a lavorare in Emilia-Romagna e in Lombardia e non restano nel territorio. Questa è una perdita per il nostro territorio, perché da un lato si investe su persone che poi vanno a lavorare su altri territori. Ma non è solo così che all'estero spesso diventa molto produttivo, diventa leader nel proprio settore e non ha nessuna voglia di ritornare nella nostra regione. Quindi noi dobbiamo creare dei progetti per far sì che il territorio sia attrattivo, per cui i giovani crescono, studiano, si laureano e rimangono nel territorio invece che andare altrove, e quindi a tutti gli effetti valorizzano quello che è la forza di questa regione. Le faccio un'ultima domanda secca come risposta. Oggi siamo alla ripresa dell'attività produttiva. Uno sguardo, glielo chiedo questo come presidente di Union Camere, a cosa ci aspetta di qui almeno a fine anno e agli inizi del prossimo? Di qui al primo anno ci sono le ansie della geopolitica che ormai conosciamo tutti, ormai nasce una guerra ogni mese nel nostro mondo, non è soltanto l'Ucraina ma è anche Israele, Gaza e compagnia bella. E ovviamente questo diventa un problema per l'imprenditore, perché aggiunto questo problema a quello della carenza di risorse energetiche, a quello dell'inflazione, a quello dei dazi, eccetera, diventa una difficoltà nella programmazione del proprio futuro. Però noi abbiamo delle statistiche che a tutt'oggi ci dicono che il 46% degli imprenditori della nostra regione ritengono che si possa ancora crescere. Un altro 16% ritiene che tutto rimanga stazionario, il resto invece pensa che ci sarà una flessione. Quindi la maggioranza delle imprese della nostra regione ritiene che il futuro c'è ancora per la nostra terra e per la crescita delle imprese. E allora con questo sguardo al futuro, che in realtà è già oggi un po' più ottimistico rispetto a quanto è venuto fino ad oggi, vi salutiamo, vi ringraziamo soprattutto il Presidente Santocono per la sua presenza.